Autostart in movimento per la sesta corsa. Centrale di giornata, 11.000 euro di dotazione, una prova di categoria B e C per cavalli anziani. All'1 Aspramare Ama Enrico Montagna, 2 Vortice d'Amore Antonio Di Nardo, 3 Cluny dei Greppi VP dell'Annunziata, 4 Darwin dei Greppi Riccardo Pezzatini, 5 Zelia CCSM Roberto Vecchione, 6 Conan OP Enrico Bellei, 7 Voodoo dei Greppi Carmine Piscuoglio. Con cautela dal 6 Conan OP. Partiti. Zelia CCSM, il più veloce, trova al suo interno Cluny dei Greppi e Vortice d'Amore che cercano di rimanere più avanti possibile. Vortice d'Amore che rientra in corda, attacca Zelia CCSM, ne vengono fuori 200 metri velocissimi con Vortice d'Amore che è rientrato a Zelia. Lancio in 13 e 8, Vortice d'Amore al comando, Zelia CCSM si ritrae secondo, avanti ad Aspramare Ama, quindi Darwin dei Greppi, Cluny dei Greppi, Conan OP, Voodoo dei Greppi. 28 e 3 per i primi 400 metri di corsa. Vortice d'Amore che ora riprende in mano, avanza all'esterno Conan OP che cerca di aggirare Darwin dei Greppi, il quale però vuole andare scoperto. E così viene fuori un altro parziale tra quelli che sono al largo, 600 in 45, punta in avanti Conan OP che va deciso su Vortice d'Amore. Si tiene la pariglia Darwin dei Greppi, in corda Zelia CCSM, poi Aspramare Ama e Voodoo dei Greppi. 59 per la metà gara da parte di Vortice d'Amore e Conan OP, poi Zelia, quindi Darwin, ancora Aspramare Voodoo. Chilometro in 1.13 e 8, continua in vantaggio Vortice d'Amore, attaccato al largo da Conan OP, rimane in corda Zelia CCSM coperto da Darwin dei Greppi, poi Aspramare Ama e Voodoo dei Greppi a 400 dalla conclusione, un paletto in 14 e 8, insiste Conan OP all'attacco di Vortice d'Amore che si difende, quindi Zelia CCSM, cala Darwin dei Greppi, viene in terza Voodoo dei Greppi, in corda Aspramare Ama, quando siamo ormai all'ingresso dell'addirittura d'arrivo è match tra Vortice d'Amore e Conan OP che continuano a darsene di santa ragione, la retta con Conan che attacca, Vortice che si difende, testa a testa vibrante tra i due, si difende Vortice, attacca Conan, Vortice che ha sempre quell'incollatura, Vortice d'Amore che si difende fino in fondo da Conan OP al terzo, Voodoo dei Greppi, 29,4 ad arrivare, 1.13,1 il ragguaglio cronometrico, 1.57,8 sul mio, il successo in coast to coast di Vortice d'Amore, Antonio Di Nardo per Gennaro Casillo, colori dell'azienda agricola Logan, percorso di testa vincente, grande strappo iniziale per contenere Zelia CCSM, poi nel finale il coraggio di Vortice d'Amore che respinge sempre Conan OP che si deve adeguare al secondo. Per il terzo posto sbuca dalle retrovie Voodoo dei Greppi.